Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 14 gennaio e do il buongiorno anche al nostro Francesco. Buongiorno Fra, ben trovato. Buongiorno a tutti. Tutto ok? Io stanotte mi sono svegliato alle 2:30 e ho pensato, ma Raspadori sarebbe servito al Cagliari. Grazie, arrivederci, è stata un'ottima puntata, breve ma intensa. Ci vediamo domani, ciao. Proprio me ne vado. Ciao Violetta, ben trovato. Ma adesso, cioè, sinceramente, ma alle persone che si stanno collegando ora, e a me soprattutto, in primis, ma cioè, No, perché mi sono quale collegato a sarà il Daniele. nostro pensiero? Quale sarà il nostro pensiero dopo che tu hai detto questa cosa? Cioè. Che oggi ho mal di testa. Ah, ecco, va bene. Va bene. Ok, quindi sono... Se ti sei autolimitato, va bene. Vedi, vogliamo solo Vinicius, giusto anche Ronaldo. 4 ci milioni sta. di buoni motivi per non venire al Cagliari, dice Marco. Ah, risposta alla grande, ci sta. Vedi, ci serve Yamal, vogliamo solo Vinicius. Vedi, positività. Sì. Perché poi c'era una domanda, ecco, vedi, Rocco, vogliamo bene, perché i Cagliari non azzecca un campionato manco per sbaglio. Io penso sempre alle aspettative. Ecco, Marco ti dice, non fare l'aresti. Aresu, infatti Aresu, non sono aresti, quindi più o meno ci siamo, però insomma. Sì, sarebbe servito Raspadori. Devo rispondere seriamente a questa domanda. No, dai. vabbè, è ovvio che è una domanda scontata, certo, però ragionando sul profilo, per collegarmi un po' al discorso mercato Cagliari, il famoso esterno che salta l'uomo, ecco, Raspadori sicuramente, vedi, sono su Raspadori. Ci sta. Allora, Davide ci dice, ciao Davide, ben trovato, riflessione mia, spero che si tenga duro nonostante gli errori e la frustrazione su questa mentalità e Pisacane non faccia come Nicola che a febbraio ha iniziato a cambiare rotta per paura. Ma io non penso sinceramente, insomma, per quello che abbiamo visto finora, perché comunque è una squadra che cambia pelle spesso sia durante la partita che da una partita all'altra, quindi io non credo che ci sarà un cambio di mentalità da quel punto di vista per insomma, in casa a Cagliari. È chiaro che insomma in questo momento soprattutto è un discorso che avevo già fatto l'anno scorso e che poi ciclicamente torna, cioè è sempre difficile riuscire a conciliare le necessità dell'oggi con quelle del domani. Soprattutto se sei una squadra, una società come il Cagliari, non come il Manchester City o come il Paris Saint-Germain o come in Italia comunque, insomma, una delle big, quindi con una capacità di spesa importante all'immediato,
Ehm, Bisogna sempre capire, soprattutto appunto in una fase di crescita, quelli che sono poi anche gli obiettivi reali di un club come, di un club come il Cagliari. Io credo che sia fondamentale, ancora una volta, ma io nella vita faccio sempre questo ragionamento, quindi guardare al domani con un occhio sull'oggi, il che vuol dire che l'interesse massimo deve essere quello di costruire, di potenziare, di stabilizzare, di consolidare un qualcosa che oramai, insomma, questo è il terzo anno di fila di Serie A dopo la retrocessione con Mazzarri in panchina, Mazzarri e gli altri, insomma, diciamo Mazzarri che ci si è seduto di Che più era su quella panchina in quegli anni. Penultimo. L'ultimo era era Agostini, sì, ma insomma vero. non mi Vabbè, pare di dai. poter dare responsabilità Su. a lui o a Semplici, che c'era stato 3 partite. Pertanto dico, cioè, è sempre difficile, ripeto, riuscire a trovare l'equilibrio sia nei giudizi che anche nelle ambizioni che nelle volontà quando tu affronti un processo di cambiamento che punta a una crescita. Okay? Perché è chiaro che tutti vorrebbero i 3 punti ogni partita, contro grandi, piccole, medie, gialli, rossi, verdi, bianchi, insomma. Però è anche vero che sei comunque una società che di fatto si è ripresa un po' quest'estate con il superamento del famoso blocco all'indice di liquidità, quindi con la possibilità di poter investire sul mercato più o meno a mani libere rispetto a quello che era stato il passato. E quindi è una stagione abbastanza importante per quello che sarà poi anche il destino di questa società, soprattutto considerando il fatto che adesso c'è anche il discorso stadio, perché in questi giorni ci si aspetta in qualche modo, insomma, anche un'accelerata dal punto di vista burocratico per portare il PEF in Consiglio Comunale e poi, insomma, tutti gli ultimi passaggi per dare finalmente il via alla gara d'appalto per la demolizione e poi la ricostruzione dello stadio, del nuovo stadio. Il discorso di Pisacane in panchina è stato, l'abbiamo detto ieri più volte, ripeto nuovamente, insomma, la cosa importante secondo me è che il Cagliari ha fatto un investimento pluriennale su di lui, perché abbiamo detto ieri, cioè, o l'altro giorno, non ricordo, Giuliani ha fatto fuori Bonato per puntare su Pisacane. E comunque non che ci fosse un rapporto conflittuale tra Giuliani e Bonato, anzi. Quindi, insomma, è importante capire che si è fatta una scelta. Questo allenatore è al primo anno di Serie A. Ancelotti non faceva giocare Zola a Parma il primo anno da primo allenatore, costringendo Zola ad andarsene poi in Inghilterra, salvo poi pentirsi anni dopo di questa scelta. Giusto per farvi un esempio, cioè adesso vi ho detto Ancelotti e Zola perché è il primo che mi è venuto in mente, perché prima stavo leggendo qualcosa su Zola, quindi adesso mi è venuto in mente questo. E quindi è chiaro che se si vuole tutto e subito, probabilmente non bisogna tifare Cagliari. Cioè, credo che la storia recente soprattutto dimostri questo. E poi vedremo. Cioè, io credo che in questo momento il Cagliari sta appunto affrontando una fase di cambiamento importante perché di fatto appunto nuovo stadio, nuovi investitori, terzo anno di Serie A, tanti giovani lanciati quest'anno e valorizzati. Cioè, io ripeto, un altro allenatore non li avrebbe fatti giocare questi giovani. I detrattori di Pisacane sono convinti che il Nicola di turno avrebbe buttato nella mischia Chilixoi dall'inizio.
No, no. Così come non avrebbe giocato Idrissi, non avrebbe giocato, forse è l'unico palestra, ma Beh, vabbè. Ma non a Napoli dopo 2 allenamenti. cioè, questo è l'anno in cui si sta seminando per il futuro. E poi, ripeto, Pisacane può non piacere, può anche risultare antipatico a tanti, io capisco tutto, sinceramente. Non mi sento di giudicare nessuno, cioè io non penso di aver ragione io sempre e gli altri sempre torto. No. Credo semplicemente che appunto Pisacane sia un allenatore a cui va dato anche tempo e modo di sbagliare. In questo momento fino a questo momento il Cagliari non è mai stato in zona retrocessione. Vedremo se ci capiterà. Se ci dovesse gravitare in quella zona, valuteremo poi anche quelli che sono le risposte, i comportamenti, le reazioni dell'allenatore, della squadra e quant'altro. Però, cioè, a me sembra impensabile aspettarsi sempre e comunque da tutti, quindi da giocatori, da allenatori, da dirigenti e quant'altro, che le cose vadano sempre al massimo, sempre al meglio, insomma. Nel frattempo vedo che c'è Anna in backstage, ma forse devi sbloccare la rotazione, Anna, Sì. del telefono. Ecco, perfetto. Ok, perché così no? Ok, perfetto. Perfetto. E quindi poi magari dopo concludiamo questo ragionamento su Pisacane e sul Cagliari, perché abbiamo la prima ospite di oggi. Ci fa molto piacere accogliere Anna Turel, guardia della Dinamo Woman Sassari. Ciao Anna, benvenuta e bentrovata. Aspettate che non vi sento. Eccoci. Aiuto. Ci senti ora? Prova. Ci senti? No. Non vi Mi sa che sento. non ci senti. Ok, allora Prova a vediamo uscire e un po'. rientrare. Ma se non ci Qui sente, attiva. No, aspetta. glielo Prova scrivo. adesso. Glielo scrivo. Niente. No, magari adesso sta riprovando. Probabilmente non ha attivato il microfono lei, Vediamo. perché qui era attivo. Poi Va bene. riprendiamo questo discorso, anche perché c'è anche questo. Secondo voi la quota salvezza sarà più alta dell'anno scorso? Secondo me sì, decisamente. Visto che non ci sono ancora squadre materasso. Però poi magari ne parliamo dopo. Vediamo un po'. Ok. Ci senti? Prova. Ok, sì, adesso sì. Grande. Perfetto. Ciao a tutti, scusate. Ciao, Benvenuto. bentrovata. Allora, Anna Turel, dicevamo, guardia della Dinamo Women. Per noi è sempre un piacere poter parlare con insomma, chi quotidianamente gioca in una squadra sarda, rende lo sport sardo, porta lo sport sardo in giro per l'Italia e anche per l'Europa, perché ricordiamo che la Dinamo ha fatto come ogni anno anche la sua campagna europea. Anna, intanto dicevo benvenuta, iniziamo subito con chiederti come stai, domanda molto da tintoria, soprattutto come stai a Sassari, come si sta a Sassari? Beh, si sta molto bene, sono tutti molto gentili, molto disponibili, il clima è ottimo, anche se adesso fa un po' freddo, però al nord da dove vengo io fa ancora più freddo, Esatto. quindi nel complesso molto bene, ho trovato delle veramente bellissime persone che hanno voglia di lavorare, un bel ambiente, quindi non posso dire niente di negativo, ecco. Ecco, ne approfitto anche per ringraziare come sempre Matteo Porco, Andrea Olmeo, insomma la nostra squadra basket che ci ha aiutato per preparare un po' questa intervista. Caranna, inizio con una tua citazione, cioè da bambina ammiravo Carangelo e sono felice di poter condividere il campo con lei. Siccome Deborah è stata già nostra ospite qualche settimana fa, ti chiedo com'è anche, insomma, perché questa era la frase quando sei arrivata in Sardegna, ora è passato qualche mese, come allenarsi insieme a una giocatrice di così tanta esperienza? Ma mi fa sempre sorridere perché proprio questa immagine impressa di lei che mentre ero piccola, che la guardavo in nazionale, no? Adesso non mi ricordo contro chi, in che occasione, aveva fatto un'ottima partita e mi è rimasto molto impresso, no? Quindi a maggior ragione
quando mi hanno detto che c'era questa possibilità che sarebbe stata Debbie, appunto, ne ero molto, molto felice e tuttora posso confermare che la sua esperienza si vede in tutto e per tutto. È una di quelle persone che quando mi dice qualcosa, a prescindere, sono d'accordo o no, la faccio perché credo abbia appunto più esperienza. Ma anche una grinta particolare anche in determinate partite. Mi ricordo anche, adesso forse era proprio la prima partita che mi fa durante la partita: "Cazzo Anna, voglio proprio vincerla questa partita", che eravamo lì lì. E mi ha trasmesso anche poi, appunto una grinta in più, quindi in tutti gli aspetti, proprio nella leadership, nell'aiutare, nel dare il consiglio giusto c'è sempre, e quindi diciamo che le aspettative che mi ero fatta, insomma, è così, ecco. Stiamo vedendo una foto del mitico Gigi Cano, che tra l'altro oggi è anche il compleanno di Luigi, quindi ne Sì, approfittiamo sì, ho Auguri. visto. per fargli gli auguri, Esatto. in diretta. No, voglio tornare su vediamo un po' questa immagine, perché chiaramente è post una bella vittoria contro Brescia nell'ultimo turno, insomma, avversario comunque non banale, anche il Brixia. Mi piace di questa foto vedere questa allegria, questa felicità. Tu mi dirai, vabbè, ma dopo una vittoria è semplice. Secondo me invece non è così scontato. Cioè, mi pare di poter vedere da questa foto che effettivamente lo spirito del gruppo, grazie anche al mitico Paolo Citrini, vostro coach, nostro collega per anni all'ufficio di comunicazione della Dinamo, insomma, si è creato un bel gruppo. Sì, sì, assolutamente. Come hai detto, non è scontato che quando si vince si è tutte felici, perché magari, sai, c'è sempre quella che ha giocato meno, che non ha fatto canestro, che perso qualche pallone. Però Paolo dà comunque la fiducia a tutti poi di poter entrare in campo sereni e di fare quello che si sa fare, insomma. Quindi è bello perché appunto in quest'ultima partita siamo entrate tutte, ognuno ha messo appunto il suo mattoncino. Alla fine abbiamo vinto di 30 in una partita che non era scontata assolutamente, ma molto importante. Quindi, come hai detto tu, è bello vedere tutte sorridenti, tutte soddisfatte, tutte che hanno avuto la propria possibilità, insomma, di giocare, di dimostrare, ecco. Quindi sì, appunto non è scontato, come hai detto tu. Luca, non so se vuoi già iniziare anche tu con qualche domandina oppure No, io continuo io, chiedo dimmi proprio tu. ad Anna sul Eh. discorso relativo all'arrivo a Sassari, arrivo in Sardegna, insomma, hai parlato un po' del discorso clima, ma io ti chiedo anche come discorso ambiente, anche perché comunque a Sassari tradizionalmente per il basket, ma anche per il calcio, però rispetto a Cagliari sicuramente c'è più seguito nel basket, come ti sei trovata anche dal punto di vista ambientale, al di là della prestazione sportiva? Ma appunto sapevo che arrivavo in una società, soprattutto che c'è anche la parte maschile, no? Quindi a maggior ragione, anche un po' più calda, ecco. Però sì, anche a livello di pubblico, magari ogni tanto invito appunto se qualche persona in più, però riconosco anche che sono sempre orari un po' difficili, no? Dato che magari giochiamo alle 3 di domenica, quindi capisco che sia un po' complicato, però bisogna, perché così anche la squadra avversaria ha modo poi di appunto tornare a casa in giornata. Però si vede anche in generale nell'organizzazione delle cose, come siamo seguite, si vede che c'è anche appunto una storia, che c'è una squadra maschile dietro, cosa a cui magari tante volte non si è abituati, no? E quindi è una cosa che ho riconosciuto subito appena siamo arrivate, no? Già magari subito che ci davano, che ne so, i vestiti, cosa che magari non sempre capita, no? Devi aspettare settimane prima che ti diano L'attrezzatura. calzini e qualsiasi cosa. Quindi è una cosa che cioè, a maggior ragione si aspetta. Anche qui avevo delle aspettative che, insomma, sono state, come si dice? Esatto, Rispettate diciamo così. assolutamente. rispettate, quindi sì, anche su questo non si può dire niente. Perfetto. Assolutamente. Abbiamo visto appunto, torno un po' sul discorso gruppo, hai parlato
anche del ruolo chiaramente di coach Citrini, anche a livello proprio non solo tecnico e tattico, ma anche di insomma, trade union tra il gruppo di italiane e il gruppo di straniere. Nel basket sia maschile che femminile c'è comunque questa tendenza a cambiare spesso organico, no? Cioè, da una stagione all'altra non è così scontato che ci siano delle riconferme, quindi probabilmente anche questo diventa sempre un elemento un po' di difficoltà. Però mi pare di poter dire, anche in base alle tue parole, che all'interno della Dynamo Women invece ci sia un bel insomma, si sia creato un bell'ambiente. E da italiana, come giudichi le straniere? Cioè, nel senso che di solito poi nel basket, no, soprattutto le americane, sono il valore aggiunto. Mi sembra di poter dire che quest'anno, insomma, il gruppo delle americane della Dinamo è molto, molto performante, però chiedo a te che che ti alleni ogni giorno con loro e che quindi, insomma, condividi parquet Sì, e non solo. sì, insomma, come hai detto tu, assolutamente siamo un bel gruppo, sia in campo che poi anche fuori, ci troviamo molto bene, facciamo anche molte cose insieme, che anche questo non è scontato perché so di squadre appunto che hanno le giocatrici americane che un po' si escludono, nel senso stanno nel loro, comunque hanno abitudini diverse, quindi sì, anche comprensibile. Però devo dire che qua ogni cosa che facciamo siamo molto spesso insieme, poi c'è ovviamente chi un giorno piuttosto voglia di fare qualcos'altro, però a grandi linee facciamo tutto insieme. Io personalmente mi sto trovando bene perché boh, parlando delle americane, sono due caratteri molto diversi. C'è ad esempio Didi Richards che lei possiamo dire che è un leader, quindi anche lei molto carismatica, carattere molto forte, però che molte volte trascina il gruppo, no? Anche in allenamento è sempre pronta ad aiutare, a darti il consiglio. Chiaramente ha un carattere forte, quindi bisogna saperla prendere, però è una che non molla mai. Ecco, che anche in allenamento vuole sempre vincere, e ti trascina un po', ti manda un po' questa energia. Temira è una rookie, quindi da questo punto di vista un po' più tranquilla, però anche lei, insomma, il suo lo fa sempre, si vede anche appunto in partita. Quindi anche su questo c'è appunto poco di negativo da dire perché si sentono spesso storie particolari su appunto soprattutto sugli americani. Però devo dire che abbiamo trovato due americane proprio super dal punto di vista cestistico, ma anche come persone, sono molto disponibili, ci puoi parlare, chiaramente poi hanno magari abitudini, modi di fare diversi da noi, però questo insomma si sa e ogni anno si vede, ecco. Però appunto Certo. molto bene. Poi quando si parla invece di europee è già diverso perché hanno anche usanze palesemente molto simili alle nostre, quindi tante volte non mi viene neanche da calcolarle come straniere, no? Poi per magari come performano, sì, ovviamente devono dare qualcosa in più, però loro appunto ci ho legato anche molto con Giulia appunto e Kay, quindi anche loro delle persone super, anche in allenamento, anche loro sempre pronte a sbattersi, a aiutarsi, quindi anche su di loro niente da dire. Per quanto riguarda appunto le italiane, io la maggior parte le conoscevo già. Perché ad esempio Ashley e Martina hanno la mia età, quindi abbiamo fatto vari raduni con la nazionale europei insieme, quindi è stato bello anche lì ritrovarsi. Però anche ad esempio Ludo l'avevo conosciuta già durante una partita che si faceva d'estate contro i college americani, ma anche perché seguo comunque anche gli europei under, quindi le italiane un po' le conoscevo e anche con loro mi trovo molto bene. Siamo tutte giovani, quindi abbiamo anche tanta voglia di fare. E poi ovviamente c'è appunto Debbie che è un po' il leader, no? Di tutto, di cui ne abbiamo già parlato. Quindi devo dire che è un gruppo molto molto bello, ecco, cioè si sta molto bene. E non è anche questo non è scontato. E non è scontato, sì, infatti volevo dire proprio quello. Hai parlato della nazionale, Anna, quest'estate, se non sbaglio, no? Comunque no, da poco, non ricordo, no, Adesso, dicembre, no? adesso era il Sì, Green Il esatto. Green Team. Team, Green Sì, Team. esatto. Eravate quasi tutte la Dinamo, cioè, c'è una bella rappresentanza della Dinamo sì, Woman, abbiamo visto, no? è vero. Com'è stato ritrovare anche le compagne di squadra in nazionale?
Allora, intanto era un gruppo un po' diverso perché c'erano varie età, quindi magari devo dire che a livello di nomi conoscevo tutte perché comunque ho giocato in A2, tante giocatrici sono di A2, tanti di A1, però bene o male mi piace guardare le partite, quindi seguo, quindi un po' le conoscevo tutte. È sempre bello, ecco, ricevere una convocazione dalla nazionale, che sia anche sperimentale, appunto. Hai modo anche di poter dimostrare, ma con tutta la tranquillità del mondo, perché sai che comunque ti seguono di continuo, no? Quindi arrivi lì con, insomma, vestendo la maglia della nazionale, facendo allenamenti con l'allenatore che poi è della nazionale A, appunto, e lo staff. Quindi è sempre bello. Poi appunto si sta sereni perché per come la vedo io, poi la convocazione, se mai dovrà arrivare, è comunque sempre una cosa in più, no? Tu fai il tuo, se dovesse arrivare bene, se non dovesse arrivare si lavora per cercare sempre di ottenerla, però sempre molto serenamente. Quindi anche come abbiamo affrontato il raduno, appunto molto serenamente. Poi ovviamente sei lì, c'è competitività, c'è voglia di dimostrare, però con la consapevolezza che poi se magari non riesci a esprimerti al meglio, poi ci sono tutte le partite che appunto lo staff della nazionale guarda, quindi sì, magari lì guardano un po' più l'aspetto anche come uno si comporta, come reagisce alle difficoltà, però è sempre molto molto soddisfacente poter portare la maglia della nazionale, ecco. Prima di ridare la palla a Luca, invece ti chiedo un po' più su di te, insomma, questa è la seconda stagione in A1, in cosa ti senti più maturata? Ecco, magari rispetto, anche perché sei giovanissima, ricordiamo, sei del 2002, beata te, in cosa ti senti appunto maturata, migliorata, in cosa invece secondo te, proprio a livello, parliamo a livello tecnico, cestistico, insomma, in cosa devi migliorare ancora un po'? Poi abbiamo anche una domanda per te. Sì. Sì, diciamo che l'anno scorso è stato il mio primo anno di A1 a Faenza e sono entrata un po' in punta di piedi, non sapevo cosa aspettarmi, non sapevo bene qual era il livello, conoscevo le giocatrici, però un conto è guardarle avversarie, un conto è giocarci contro. Quindi ero rivalta molto all'inizio, mi facevo delle aspettative nella mia testa che poi magari non riuscivo a conquistare, tra virgolette. Però all'inizio è stato difficile, sì, però poi piano piano sono andata crescendo, per poi arrivare quest'anno appunto con una consapevolezza in più, quindi una consapevolezza che posso stare in campo, conosco le avversarie, so cosa il campionato aspetta, cosa mi aspetta dal campionato. E ovviamente poi magari l'allenatore è diverso, le compagne diverse, quindi anche il modo di giocare è diverso, però poi lì così è, ci si adegua, insomma. Però molta consapevolezza in più, quindi anche in campo mi sento, tra virgolette, meno timida. Sempre un mattoncino in più, uno step in più. Ovviamente la differenza che trovo invece dalla 2 è proprio l'avere costanza, no? In A2 magari riesci sempre a fare le tue cose, ogni partita è bene o male simile, in A1 ogni partita è diversa, una Certo. partita insomma magari ti difendono di più, riesci a prenderti meno tiri, una partita riesci a prenderti più tiri, una partita sbagli di più, una partita sbagli di meno, e quindi la costanza manca un po'. Però in campo mi sento che sto dando quello che è appunto la squadra che Paolo si aspetta da me. Ovviamente, come ho detto, manca un po' la costanza, quindi partite un po' meglio, partite un po' peggio. Però a livello di cosa devo dare al gruppo ho consapevolezza, ecco, cosa devo fare in campo. Poi magari in certi momenti anche osare un po' di più, ecco, questo magari ad ora mi manca. Però ecco, una cosa su cui quest'anno mi sento migliorata molto è appunto in difesa, che sia sulla palla e lontano dalla palla, no? E quindi è una cosa che mi sta dando anche molta energia, molta carica, appunto, perché magari sai, in attacco può capitare che qualche azione non sei magari coinvolta nel gioco, come giusto che sia, perché sta segnando qualcun altro, e quindi devi trovare il modo di anche tu mh, autocaricarti, di stare comunque nel gioco, no? E partendo dalla difesa mi dà molta carica, molta fiducia per poi anche aspettare il tiro giusto, quindi lo scarico giusto per poi fare il tiro, insomma. E quindi questo. Poi appunto magari in certi casi osare un po' di più, quindi sì, pensare out of the box, ecco, però quello poi piano piano arriverà, ecco.
Però questo un po' a grandi linee come... Molto bene. Tra l'altro voglio rivedere questa foto spettacolare, eccola qua. Cioè, ma quanto è bello coach Paolo Citrini che esulta così, ragazzi. Sì, Ma caro. noi a Paolo vogliamo molto bene, Cioè, Mm. questo Sì, è una bella devo sempre persona. specificarlo perché poi se no dici, ma no, cioè, noi gli vogliamo proprio bene No, è vero. da anni, da tempo e siamo molto felici che quest'anno sia tornato anche in panchina perché insomma così riesce a valorizzare anche il suo principale talento oltre a quello di comunicatore, visto che ricordiamo Esatto. che lui è arrivato in Sardegna da allenatore, da assistente, quindi insomma non proprio da giornalista. Luca, vai che c'è una domanda di Gianluca Allora, c'è una per domanda Anna. di Gianluca e dice: nelle tue prime 11 partite con la Dinamo Sassari in Serie 1 hai tirato con il 48% da 2 e 43% da 3. Qual è stata la tripla più clutch che hai segnato quest'anno, quindi più importante che hai fatto quest'anno? Domanda specifica del nostro Gianluca. Più importante. Allora, bella, mi ricordo una allo scadere contro Battipaglia, fine del primo, secondo quarto di tabella su un piede. Questa bella, però magari eravamo già sopra di 10 forse. Importante, potrei dirti anche contro Broni, che poi abbiamo perso dopo un overtime, ma mi ricordo avevo segnato una tripla che eravamo comunque sempre pari, eravamo -1, forse siamo andati +2. Adesso madonna, mi, Guarda, mi aspettavo questa la risposta forse. la prossima, Eh, perché Eh, questa è la classica risposta, no, la da, pro- da no, giocatrice che sì. se la sente, no? La No, prossima. no, E sono poi, molto poi e poi quella scaramantica io ancora anche, dopo. quindi... Ah, ecco, vedi, quindi no. Quindi. ci sta. Eh, Nonostante le origini friulane, comunque sei molto scaramantica. Non so, questo è sì, sì. particolare, particolare. Esatto, però sì, mi sa questa. Ehm, Potrei dirti anche, anzi, magari dal punto di vista invece difensivo, magari che la partita in Coppa Italia contro Geas, c'era la loro top scorer che era Rumi, che era molto on fire e ho fatto 2 difese quando eravamo pari buone, quindi dai, per cambiare un po', per non... ti Esatto. direi il momento più clutch ad ora è stato questo, ecco. Perfetto. Molto E invece bene. poi ti chiedo sul discorso della famiglia, insomma, tradizionalmente legata al basket e tra l'altro tuo fratello ha giocato anche a Cagliari, insomma, sapevi già un po' quello che ti poteva aspettare qui in Sardegna, anche a livello climatico, ma in generale o facevi il basket, mi pare. La tradizione Sì. continua. Sì, sì, diciamo che poi per dire anche mia mamma è stata la mia prima allenatrice, Bello. quindi diciamo che mi dicono appunto che sono nata proprio con la palla in mano, non ho avuto grande scelta, però poi insomma non ho neanche mai voluto fare nient'altro, ovvero quando ero più piccola volevo fare atletica, ho fatto anche atletica, però poi insomma il basket è stata sempre, sempre la mia vita. Non è sempre facile perché tante volte anche a tavola si parla praticamente solo di basket, però credo che possa anche a prescindere aiutare perché i miei genitori, ma allo stesso tempo anche mio fratello mi danno molti consigli, mi aiutano, magari ovviamente guardano tutte le partite, quindi questo sicuramente può aiutare. Guardo basket da quando ho 3 anni, quindi sì, diciamo che Diciamo che ce potrebbe l'hai nel essere sangue, il DNA è del esatto, basket. sì, E com'era tua esatto. mamma come allenatrice? Quanti anni l'hai Severa, avuta? con me molto severa. Spesso appunto discutevamo, io ero anche molto da piccola, boh, anche adesso, però da piccola molto ambiziosa, dovevo vincere sempre, quindi anche quando magari non vincevo, non giocavo come volevo, ero arrabbiata e quindi con mia mamma discutevamo, però adesso riconosco che mi ha aiutato veramente molto ad arrivare dove sono ora, quindi sì, Ci un stanno, grande ci sta. grazie anche a mia mamma. Che poi magari in quel periodo non era magari apprezzato perché dice ma perché? Perché No, mi dai sì, contro? ovvio. Perché Dicevo poi te ne che accorgi sempre scatole, mamma. successivamente. Perché poi finivi la partita, tutti gli altri, no? Magari avevano i genitori che non ne capivano molto, quindi brava amore, sei stato bravissimo. E poi mia mamma, no, Anna, oggi proprio male. Quindi, Per però, temprarti, no? Per Esatto. darti quella esatto. carica in più, Però invece assolutamente. appunto ad ora mi aiuta molto, anche magari con una partita non sono soddisfatta, cerca sempre di trovare le cose positive, quindi insomma
siamo cresciute anche da questo punto di vista insieme, però mi ha aiutato molto a mentalizzare determinate cose, ecco. Ci sta. Giustamente. Hai altre Vai. domande? No, io per ora a No, perché ti posto. conosco che poi tu ti lanci, capito? Sì, che Perché, poi inizia a chiedere mille cose, esatto, finiamo fra esatto, sei 20 minuti. pericoloso. Quindi tiro Esatto. grana a Siccome ad mano. Anna io ho promesso un quarto d'ora, 20 minuti massimo, siamo Vabbè, già non già sforato. importa, al non devo andare da limite. nessuna parte. No, non vorrei che poi mi arrivasse il messaggio del coach. Ma avete No. fatto troppe domande, troppo tempo. No, scherzi a parte, invece torniamo un po' su questa stagione in chiusura, Anna, nel senso che siete reduci anche dalla Coppa Italia, dalla bella vittoria sul Geas. Peccato in qualche modo per la sconfitta contro Schio, ma sappiamo perfettamente quanto poi Schio sia quasi giochi a un altro livello, no? Cioè che Sì, faccia un assolutamente. altro sport spesso, l'abbiamo visto un po' dappertutto, però ecco, quanto è stimolante anche riuscire a trovare questi risultati a livello di motivazione anche poi per il campionato, in cui oramai mi pare di poter dire insomma, che sia abbastanza chiaro l'obiettivo playoff. Ecco, quindi cosa aspettarsi da questa seconda parte di stagione della Dinamo Women? Allora, credo che a noi ci manca un po' appunto la costanza, quindi noi possiamo fare partite come abbiamo fatto contro Geas, ma anche in campionato, che abbiamo vinto in casa, per poi far partite come abbiamo fatto a Roseto contro Roseto, perdendo di 20. Quindi un po' ci manca la costanza, perché sono tutte partite che possiamo approcciare, che dipendono da noi sostanzialmente, no? Da come facciamo noi. Quindi abbiamo anche noi alti e bassi. Però abbiamo fatto tante grandi belle partite, adesso anche questa contro Brescia è stata importante, la prossima contro Broni è molto importante, però sì, chiaramente l'obiettivo è playoff, cercare di arrivare più in alto possibile, ecco. E secondo me, vista la squadra, visto come siamo, visto determinate partite che abbiamo fatto, possiamo tranquillamente arrivare più in alto possibile, ecco. Quindi sì, diciamo che obiettivo playoff. Sicuramente questo ritorno che è già iniziato sarà diverso, perché ogni squadra poi a suo modo si fortifica o prendendo nuove giocatrici o insomma andando avanti col campionato, quindi sarà sempre più difficile, però come crescono gli altri cresciamo anche noi, Certo. quindi dai, sono molto positiva. Ecco, l'ultima invece è una curiosità, sei una specialista in qualche modo del 3 contro 3, insomma del basket 3 contro 3, quanto ti ha aiutato questo nel 5 contro 5, cioè quindi nel basket canonico, diciamo così? 3 contro 3 avevo fatto più quando ero piccola, Eh, adesso dopo, cioè soprattutto, a me piace molto il 3x3, però da quando qualche anno fa mi sono fatta male, d'estate ad ecco. esempio anche preferisco lavorare più appunto su di me, sulla parte muscolare, mi fa un po' paura, ecco, però è Ecco. una cosa che a me affascina molto. Quando ero piccola facevo molto 3 contro 3, adesso mi piacerebbe farlo anche di più. D'estate c'ho sempre un po' quella paura, Fatto male. insomma, sì. Questo aiuta però eh, poi proprio a livello anche, perché spesso facendo il paragone con il calcio, no? Da poco mi è capitato di andare a Monastir, in cui nel settore giovanile c'è la doppia attività, cioè i ragazzi fanno sia gli allenamenti del calcio a 11 che quelli del calcio a 5. Quasi tutti mi hanno detto che effettivamente il calcio a 5, chiaramente essendo spazi più ridotti, meno persone e quant'altro, aiuta dal punto di vista tecnico, proprio ad affinare anche determinate giocate, che poi spostandosi nel campo grande, insomma, i ragazzi trovano dei vantaggi. Ecco, la mia curiosità era proprio se anche nel basket vale questa stessa regola. Ma secondo me è molto diverso il 5 contro 5 dal 3x3. Secondo me la cosa più positiva del 3x3 è proprio che non hai tempo di pensare, no? Non si pensa agli errori, si va avanti, no? È una cosa che secondo me può aiutare tante giocatrici che magari rimuginano tanto sull'errore. Nel 3x3 non c'è tempo di pensare, si va, si va, si va. È anche molto allenato. Tanti dicono magari si gioca a metà campo, sai, non fai meno fatica, corri meno, no, corri Corri di molto di più. più. Esatto. Eh,
Quindi sì, secondo me è un po' più da questo punto di vista anche divertente, no? Quindi magari non devi appunto pensare tanto anche su questo schema, la passo qua, la devo passare là, cosa fare, cosa non fare. Lì vai, giochi molto a istinto e giocare a istinto si sa che si gioca molto meglio, quindi sì. Però ribadisco, è molto diverso. A me piace invece pensare molto sugli schemi, appunto, su un pick and roll, da che sponda darla. Quindi sì. Però spero che magari prenderò un po' di fiducia e magari tornerò a giocare anche un po' di 3x3, però per ora sto bene così, ecco, mi piace guardarlo Esatto. anche. Concentriamoci Esatto. sulla Dinamo Uomo e su quello che è il campionato, perché ci interessa C'è di più l'ultimissima questo. domanda, l'ultima. Vai, Il vai. famoso uno contro uno in casa Turel. Chi è il più forte o la più forte? Questa è la domanda del nostro Gianluca. Eh, beh. Ma devo dire che uno contro uno probabilmente mio fratello, però tante volte abbiamo fatto anche qualche gara da tre, qualche volta ho vinto anch'io, quindi dai, però quando eravamo Giustamente. piccoli, allora uno contro uno capitava un po' meno, dir la verità, però magari Giro del Mondo, Ah, questi ok. giochi qua li facciamo spesso e anche litigavamo spesso perché Cioè, immagina due, vabbè, mio fratello è un po' più grande, però due ragazzini che giocano, insomma, discutevamo e mettevamo sempre in mezzo i miei genitori che certo. affari vostri, dicevano. Quindi, Ci però è sta. comunque bello poter condividere lo sport che ami anche con la famiglia, con appunto mio fratello. Ci sta, Anna, anche perché non è grazie. così scontato, ovviamente. Grazie a Esatto. voi. Anna, grazie davvero di essere stata con noi e mi raccomando, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Ringraziamo come sempre la Dinamo per la cortesia e per la disponibilità anche nel darci una mano in questa trasmissione. Quindi, insomma, ti lasciamo alla tua mattinata, ci vedremo presto, insomma, al Palazzo Radimini. Un Grazie abbraccio a e voi, grazie per grazie. avermi Grazie. invitata. Ciao Ciao Anna, Anna. grazie mille. Ciao Ciao ciao. ciao. Ciao, ciao. E voilà, una bella Eccoci qua. chiacchierata, eh? Sì, sì. Insomma, una bella persona proprio. Anna Turel della Dinamo Woman, ma abbiamo il secondo ospite di quest'oggi, amico di 131 da tempo, insomma, da diversi anni, ma insomma uno dei calciatori sardi degli ultimi 10 e passa anni, insomma, sicuramente di ottimo livello. Benvenuto Daniele Molino. Ciao Dani, ben Buongiorno a trovato. tutti, ciao ragazzi, grazie per Ciao l'invito. Daniele. Buongiorno e buon Grazie. anno. Esatto, anche buon anno, giustamente. Siamo ancora al 14, ce lo possiamo permettere Esatto, di esatto, fare c'è ancora gli sempre auguri tempo. di buon anno. Intanto come stai? Esatto. Tutto bene ragazzi, tutto bene, dai. Mollato il calcio, quindi ora si pensa solo al Quindi ora si sta lavoro. bene. Si sta bene Mollato il calcio, si perché sta bene. la sensazione di avere i fine settimana liberi, di poter fare Vero? comunque qualsiasi cosa, di poter stare con la famiglia, è una sensazione strana ma bella, devo essere sincero. Certo. Beh, Il immagino appunto calcio che manca, la famiglia sarà i più contenti in assoluto di poterti avere anche il fine assolutamente sì, settimana, no? Dopo tanti anni di assolutamente. sacrifici, perché poi Sì, insomma è Daniele, vero. per i pochi che non lo sapessero, ha giocato oltre che in Sardegna, anche tanto fuori dalla Sardegna. Allora, intanto inizio subito, Dani, proprio Vai. con questa domanda, insomma, quanto è dura la vita senza pallone, perché adesso hai fatto una battuta su questo, però insomma il calcio manca, Eh. immagino, perché comunque ti sei fermato qualche mese fa, non Esatto, è semplice, non è semplice quando fin da assolutamente, Fra. bambino è la tua vita. No, esatto, perché comunque iniziare a 5 anni, comunque il calcio è la tua vita, per gente come noi comunque era la nostra vita, era tutto, era troppo importante. Grazie a Dio nel mio piccolo, ho fatto una carriera di cui sono molto soddisfatto, però adesso mi rendo conto che a distanza di 4-5 mesi, dopo aver smesso, mancano più che altro i rapporti con i compagni, quindi magari vivere lo spogliatoio, il prepartita, gli allenamenti, non tanto il calcio in sé, perché comunque quello che è stato fatto, io sono, come ho detto prima, sono soddisfatto, però mancano proprio vivere lo spogliatoio, mi manca un sacco, devo essere sincero.
Assolutamente sì, anche perché insomma hai girato un po' sia la Sardegna che l'Italia, no? Sì, Nella Sardegna praticamente ovunque hai giocato da una costa in all'altra, Sardegna perché ovunque. esatto, perché Esatto. stavo pensando, no? Cioè tra chiaramente Olbia, Latte Dolce, Torre, Salghero, Tavolara, Sì. Arzachena, e sicuramente qualcuna me la sto Nuorese, Non è- dimenticando. settore giovanile del Cagliari, quindi tutto praticamente. Esatto, hai fatto praticamente davvero, davvero tutto. Ti chiedo, secondo te com'è cambiato un po' il calcio sardo negli ultimi 10-15 anni? Perché tu hai passato un po' tutte le fasi, no? Sì, sì, sì. Appunto dal professionismo alla Serie D e anche nelle altre categorie e hai affrontato appunto poi anche tante squadre di blasonate di livello, quindi ti chiedo un po' secondo te com'è cambiato. Allora, quello che penso io è che comunque tanti anni fa, quando io avevo appena iniziato comunque a giocare comunque o tra i professionisti o nei semiprofessionisti, il livello io lo vedevo un po' più alto, anche perché c'erano squadre molto blasonate, anche dico in Serie D, quando avevo iniziato col Tempio, comunque nel girone avevamo il Como, avevamo tante squadre forti. Ora il livello lo vedo un po' più basso, però è cresciuta tanto l'organizzazione di gioco, perché prima non c'era tutta questa grandissima organizzazione di gioco, devo essere sincero, magari trovavi degli allenatori che ti mettevano in campo, ti davano un po' di carica a livello mentale. Noi abbiamo vinto anche i campionati così, però a livello tattico era un po' fatto e lasciato tutto. Ora si lavora molto sui particolari, sui piccoli particolari anche tattici e diciamo che sotto l'aspetto tattico io lo vedo molto cresciuto, molto evoluto. Poi purtroppo in Sardegna ci sono società che sono cresciute un sacco, mentre altre magari che in questo momento sono in crisi, come l'Olbia, che sta vivendo una situazione non bellissima, purtroppo però dispiace. Sì, assolutamente. Infatti, poi appunto, dell'Olbia era uno dei temi sicuramente di questa chiacchierata. Faccio un po' di cronaca rispetto a quello che sono appunto gli ultimi sviluppi. Ieri abbiamo seguito insomma, Sì, in maniera abbastanza importante tutta la giornata, iniziata con il comunicato stampa di Romy Fuca in cui l'imprenditore Brianzolo ha ufficialmente rinunciato all'acquisto del club gallurese, poca trasparenza da parte di Swiss Pro, secondo sì. lui. In serata è arrivata anche la risposta di Swiss Pro a firma di Guido Surace, la poca trasparenza da parte nostra, no, assolutamente. È lui che non ha voluto di fatto poi approfondire il tutto, non si acquista una squadra senza solidità finanziaria e patrimoniale, non si acquista con conferenze stampa ed effetti speciali. Questa è la risposta di Surace. In tutta questa bagarre, querelle, per usare termini che piacciono tanto al nostro Luca Di Leonardo, poi si è inserito anche chiaramente il discorso della squadra, del gruppo squadra che si è fermato per la seconda volta in stagione. Ieri conferenza stampa veramente improvvisata perché insomma Certo. così è successo. Dei ragazzi guidati da Daniele Ragazzu e insomma, tutti gli altri senatori, compreso Fabrizio Carafa, quello che in questo momento sta facendo l'allenatore, ma dopo che è andato via Favarin, ci fermiamo, vogliamo certezze. Effettivamente, Dani, cioè, è una situazione da esterni veramente disdicevole, per utilizzare un eufemismo. Questi ragazzi, ecco, cioè, quando ieri Daniele Ragazzu dice Sì, non sì, ce lo meritiamo, e io cioè, non posso che essere d'accordo con lui, perché anche effettivamente io. questi ragazzi stanno facendo l'impossibile, l'impensabile in una situazione sportivamente drammatica e anche a livello proprio di strutture, perché ieri Daniele ricordava non abbiamo l'acqua calda negli spogliatoi, non abbiamo il fisioterapista. Insomma, come si fa ad andare avanti in una situazione del genere? Siccome tu, con la tua esperienza, ne hai visto di cotte e di crude, insomma, però con una Assolutamente, situazione del assolutamente. genere penso che non l'abbia mai vissuta neanche tu. No, così tragica, perché io la vedo proprio tragica questa situazione, devo essere sincero, non l'ho vissuta. Ci sono stati alcuni problemi in alcuni anni, magari dove
c'erano alcuni piccoli problemi economici, ma comunque si riusciva ad andare avanti. Questa è una situazione che si portano dietro dall'anno scorso. I ragazzi non vedono soldi da tantissimo tempo e per me è una follia, perché è una follia. Secondo me stanno facendo anche troppo, perché stanno facendo veramente anche troppo. Poi non è solo il discorso economico, perché qua si parla comunque anche di un discorso igienico. Tu ti alleni e non hai l'acqua per lavarti, è una follia. Sì, È una follia sì. perché è capitato, so che è capitato anche questo. Hanno fatto allenamento e non avevano proprio l'acqua. Questo qua è successo qualche mese fa. Per me è una follia. L'Olbia sta vivendo una situazione, come ripeto, tragica. Mi auguro che qualcuno al più presto possa rilevare la società e sistemare le cose, perché per me Olbia non merita assolutamente tutto questo. Sì, esatto, poi veramente sono, cioè queste settimane, questi mesi sono la conclusione di un biennio abbondante, sì, insomma, veramente di dubbi, di situazioni tutt'altro che semplici anche da comprendere, perché certe scelte poi veramente non si sono mai capite. E aggiungo poi, vabbè, tu vivi la zona sicuramente più di noi. Quello che mi ha colpito, ripeto poi sempre da esterno, anche Certo. leggendo un po' sui social, vedendo un po' di commenti, sia ai nostri pezzi ma anche a quelli di altri colleghi, di altre testate, nell'ultimo periodo soprattutto, cioè questa è la stagione peggiore in assoluto, perché in 24 ore cambiano le cose Esatto. in maniera diametralmente opposta. Ma soprattutto mi sembra di poter vedere una divisione anche in città, cioè mi sembra di aver visto anche nei commenti proprio fazioni, Sì. chi va dietro a quello che è il pensiero di qualcuno, chi invece è totalmente dall'altra parte, chi è in qualche modo che è qualcuno che ha, tra virgolette, difeso l'operato della società svizzera, invece dall'altra parte era pronto a fare ponti d'oro per chiunque fosse arrivato al posto loro. Ecco, questo non aiuta sicuramente, c'è anche questa frammentazione probabilmente a livello No, di piazza, non aiuta a assolutamente. trovare una soluzione. Non aiuta assolutamente, anzi secondo me può peggiorare solo la situazione, ma peggiorare anche la situazione all'interno del rettangolo di gioco. Perché? Perché magari c'erano delle persone legate alla società svizzera, magari persone anche di Olbia, che magari li hanno messi là a fare vice allenatori o allenatori o responsabili. In questo momento magari la situazione è tragica, sono stati mandati via, quindi stanno creando un po' di caos all'interno del gruppo squadra. E questo non è bello, perché se uno veramente ci tiene all'Olbia, ci tiene alla città, dovrebbe comunque dare veramente una mano per sistemare le cose. Adesso, secondo me, a breve ci sarà qualche notizia che probabilmente potrà essere positiva. Secondo me può essere anche entro domani, dopodomani. È quello che sperano tutti. Speriamo che si possano sistemare le cose e che l'Olbia torni diciamo, sulla retta via, per poter dare comunque al finale di stagione continuità e potersi salvare. Sì, speriamo veramente che ci sia una conclusione positiva, perché insomma anche raccontare una situazione così triste, sicuramente anche per noi, per dire, io mi metto anche nei nostri panni, non Certo. è mai semplice. Poi devi sempre stare attento a come ti muovi, anche dove vai a recuperare magari informazioni e quant'altro, perché poi è Esatto. molto difficile riuscire a trovare la via giusta. Spostiamoci da Olbia, Dani, restiamo un po' sulla Serie D per Ok. quanto riguarda le squadre sarde. Quest'anno vediamo una situazione decisamente migliore rispetto all'anno scorso. Tu mi dirai, ci vuole poco, visto che quelle l'anno scorso sono retrocesse, però magari quest'anno veramente, insomma, la lezione dell'anno scorso è stata imparata. Come vedi le sarde? Ti direi iniziamo dal Budoni, che comunque è vicino a te. Esatto. Ma Budoni bene, ma io allora in generale, ti parlo adesso di una cosa generale, vedo tutte bene. A parte la situazione che sta vivendo l'Olbia, come abbiamo appena parlato, per il resto comunque sono Sì, che tutte poi là, la comunque, classifica è molto corta. considerando la situazione dell'Olbia, cioè sta Stanno anche facendo bene. un super campionato, Assolutamente, che, insomma, assolutamente, sono d'accordissimo, diciamo, perché si può tirare fuori tranquillamente
in 2 o 3 Esatto. giornate si tira fuori da questa situazione. Però in generale tutte le sarde stanno facendo veramente, secondo me, un gran campionato. Il Budoni bene, ma c'è poco da dire per il Budoni comunque. Hanno una dirigenza importante, un presidente importante, persone serie, lavorano bene e fanno le cose veramente con la testa. Lo stanno dimostrando poi anche sul campo. Il Monastir mi ha stupito, devo essere sincero. Il Monastir mi ha stupito. È sicuramente un'ottima squadra, ma da neopromossa non mi aspettavo potesse fare così bene, sono sincero. E sono contento comunque. Il COS anche, il COS, il Latte Dolce, stanno facendo dei grandi campionati e come abbiamo detto l'Urbia è lì. Speriamo che si risolva la situazione societaria per poi cercare di tirarsi fuori dalla situazione di classifica. Luca, vai tu, poi torniamo sul calcio sardo. Io ti faccio espatriare dalla Sardegna perché Vai. volevo chiederti appunto sull'esperienza a Como, visto anche il Como Il attuale, sindaco. come è andato un po' a variare un po' la situazione, ma conoscendo un po' anche l'ambiente, comunque è una zona assolutamente ricca, tante opportunità al di là del calcio. Ecco, mi pare che il progetto Como attuale 10 anni fa magari non ci si poteva pensare, ma in generale, perché comunque in Italia penso che sia un unicum, sia anche come stile, Assolutamente. come presidente, come allenatore, come modo di giocare. Sembra quasi una squadra non della Serie A italiana, forse più spagnola. Assolutamente, più spagnola, bravissimo. No, allora, situazione Como è clamorosa, perché quando io ero là la situazione non era delle migliori, però comunque sia il tifo c'era, la squadra era sempre stata super seguita e non sembrava neanche un campionato, quando giocavamo in casa non sembrava neanche un campionato di Serie D, devo essere sincero. Ora stanno facendo delle grandissime cose, cioè a livello organizzativo penso che in Italia, ma neanche in Europa in questo momento, ci siano squadre che si possano avvicinare al Como, perché stanno facendo veramente cose strepitose. Cioè, oltre allo stadio, curano ogni minimo particolare anche fuori dal campo, marketing e tutto il resto. Tant'è che io 2 anni fa sono andato là, mi hanno invitato, cioè ero a Como per lavoro, mi hanno detto di passare allo stadio, sono arrivato là e c'erano i fotografi, i giornalisti del Como, gli indonesiani, mi hanno fatto un'intervista bellissima tra l'altro perché loro eh, curano tutte le cose, perché ci tengono anche a far parlare la gente che in passato aveva giocato a Como, magari chi è che aveva fatto gol importanti, perché a me mi avevano chiesto anche del gol al Varese, perché io avevo fatto il gol al Varese che il Como non vinceva da 27 anni a Varese, avevamo vinto 1-0 a Varese, Famoso mi hanno derby, tra intervistato. l'altro. Derby sentitissimo, Sì, caldissimo. Tra l'altro infatti. quel derby là era stato sospeso per circa 10 minuti perché i tifosi del Como avevano scavalcato ed erano andati allo scontro con i tifosi del Verso il Varese, settore ospiti, sì, sì, sì. settore ospiti, quindi era stata sospesa la partita perché in quel momento erano arrivati i tifosi dell'Inter perché l'Inter aveva giocato a mezzogiorno e mezzo. Varese e Inter sono gemellati, Gemellati. quindi c'è stato uno scontro pazzesco, partita sospesa, poi all'85esimo avevo fatto gol e è stata una gioia Quindi clamorosa, devo essere sincero. sei diventato eterno a Como, ecco. Sì, poi da quel gol a me ha iniziato a chiamarmi il sindaco. E ancora oggi io sento Infatti dei anche tifosi, Giampaolo. eccolo, grande Giampa. Grande Giampa, Diciamo che è salutiamo. sempre un'emozione. Sì, Ci tra sta. Tra l'altro l'altro va tu hai detta una giocato con cosa, Dani. Gabrielloni, Sì, sì, giusto? sì, anche con Gabrielloni, Vero? assolutamente. Che poi è Sì, sì. diventato una delle bandiere, adesso è in È, prestita in una- Serie B, è però in insomma ha prestito alla fatto... Juve Stabia, Esatto. però Ale, È oltre ad cuore essere un comasco. calciatore forte, è un ragazzo straordinario. Perfetto. Sì, poi bisogna Fra... dire che Nico Paz indossa la 10 di Molino, cioè adesso non è che Esatto. Esatto. bisogna E Nico Paz ricordarsela ancora ha fatto come solo un gol forte. su punizione a Como, io ne ho fatti 3. Esatto. Precisiamolo. Al Sinigaglia, io Ricordiamolo. parlo del Sinigaglia. Esatto, esatto. No, l'ultima sul Como, perché chiaramente io sono stato a Cagliari Como qualche mese fa, mi ha stupito effettivamente il fatto di, come dicevi un po' tu, cioè l'attenzione al minimo dettaglio da parte del club, di tutta l'organizzazione, che sembra veramente qualcosa di alieno. Io ho usato questa parola quando sono rientrato, cioè mi sembra di aver vissuto una giornata
dagli alieni, Sì, perché insomma, io qualche trasferta, grazie a Dio, l'ho fatta, è stato in tutte le varie piazze d'Italia, però quello che ho visto a Como, sinceramente l'ho visto soltanto a Como, al di là della sì, sì. meravigliosa location, no, dello stadio che guarda al lago e tutto, però effettivamente mi è sembrato proprio un qualcosa di completamente avulso anche in qualche modo dall'idea italiana del calcio. E ti chiedo, tu te lo aspettavi all'epoca? Cioè, ti aspettavi che effettivamente tutto questo potesse arrivare, no? Perché tu c'eri nel momento forse più difficile, perché ne abbiamo Nel parlato momento anche più sia con difficile, Pelleca che con esatto, Nicorda, no? Cioè, sì. se non c'erano i sardi in quel momento il Como andava, cioè finiva male, ecco. Pensare che da quel periodo a quello attuale, insomma, sono passati talmente pochi anni, se ci pensi, perché non è che sono passati 30 anni, e No, sono quindi ti chiedo, ti passati aspettavi? 8 anni, 8 quindi anni, 8 anni, esatto, 8 anni. 2017. Sì, no, non me l'aspettavo, anche perché allora io mi ricordo benissimo che il Como stava fallendo, cioè era praticamente fallito. Sono riusciti a salvarlo qualche giorno prima di Ferragosto, e io sono partito, mi ricordo il 18 agosto, una cosa del genere, senza ritiro, senza niente. Dopo una settimana abbiamo iniziato Coppa Italia, campionato, infatti siamo partiti in ritardo noi perché i giocatori sono stati presi mano a mano comunque, durante magari alcuni a fine agosto, altri a settembre. Eh, Poi diciamo che abbiamo fatto un grandissimo campionato là, diciamo che siamo stati bravi a tenere botta all'inizio per poi fare un grande campionato. Però poi anche quando è cambiata la proprietà, nonostante questi avessero veramente tanti soldi e si sapeva che comunque potevano fare grandi cose, non mi sarei mai aspettato che potessero fare una cosa del genere. Ok, sicuramente avranno anche interessi perché Como è una città ricca e tutto quello che vuoi, gli interessi dietro ci sono sempre perché uno non fa mai niente per niente, però devo dire che stanno facendo grandi cose e di questi particolari che stanno comunque curando, per quanto so, per quanto mi dicono, grazie anche specialmente a Fabregas, perché lui è malato per tutte queste cose, Sì, quindi sì. oltre ad essere un bravo allenatore, anche a livello gestionale di tutto, è forte veramente. Ma pensiamo soltanto al fatto di aver fatto allargare il campo di 1 metro, cioè una roba che è passata in qualche Esatto, modo quasi in esatto, Sotto sordina, traccia, sì, sì. ma esatto. cioè, è un qualcosa di, se ci pensate, veramente maniacale, cioè la È follia dimostrazione quella di là, quanto eh. Ma chi sia... ci pensa? Nessuno. Esatto, esatto, Nessuno però c'è. è anche vero che, insomma, lui nel post partita di Como Cagliari, quando il Cagliari fece una partita estremamente, chiamiamola difensiva, ma comunque di grande densità, di grande intensità, e lui evidentemente insomma, non era molto soddisfatto che la partita fosse finita 0-0, perché comunque Certo. insomma, effettivamente lui ha detto bisogna trovare il modo di essere più pericolosi, di essere più capaci di fare male all'avversario, anche senza ricorrere al colpo del fuoriclasse, perché in quella partita, per esempio, Certo. il Cagliari riuscì a mettere sotto controllo Nico Paz e anche gli altri, no? Vi ricorderete Mina Morata, Sì, 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 insomma, sì. sì, fu una, sì. una Fatto grande innervosire partita da parte del leggermente. Cagliari. Sì. Leggerissimamente, leggerissimamente. Dani, parliamo di Sì, Cagliari, visto che abbiamo sì. aperto un po' questo fronte, no? Perché appena iniziato il girone di ritorno, una brutta sconfitta contro il Genoa, più nel risultato che poi alla fine nella prestazione. Come valuti queste prime 20 partite di Pisacane da allenatore? Ma io ti dico, secondo me io le valuto bene perché alla fine ha un'idea di gioco, mette in difficoltà tantissime squadre, perché riesce a mettere in difficoltà anche grandi squadre. Magari deve fare uno step in più con le squadre di bassa classifica, perché quei punti là sono fondamentali, magari anche a andare a giocare contro il Genoa, doveva cercare di non perdere la partita perché, sai, poi ti recupera 3 punti, viene a pari punti con te, poi diventa dura. Però ti dico, tutto sommato, secondo me sta facendo un ottimo campionato e sono sicuro che si tirerà fuori, cioè adesso è fuori, però secondo me andrà alla grande, perché comunque gioca bene, ha dei giocatori in prospettiva fortissimi, anche tipo Palestra che, ti dico la verità, non lo conoscevo,
un giocatore fortissimo, veramente forte, forte, forte. E comunque secondo me può fare un grande campionato. Luca? Io invece ti chiedo su un trequartista, ovvero su Gaetano, che insomma, alti e bassi, è uno di quei giocatori che il Cagliari ha necessità che si accenda in maniera continuativa, sia per il ruolo, sia per le caratteristiche, sia per la capacità tecnica, però è un giocatore, diciamo, troppo discontinuo. Non si Bravo. capisce quale sia il vero Gaetano. Ne parlavamo anche ieri con Francesco. Il Cagliari ha giocato da poco a Cremona. A Cremona Gaetano era visto come il super fantasista. E gli stessi colleghi hanno detto: Ma abbiamo notato, insomma, Gaetano è vero che un conto è la Serie B e un conto è la Serie A, Certo. però quel DNA, quelle caratteristiche, comunque non è che le vai a perdere. Il problema è che pare, da quel che si vede, quasi non entri con la giusta grinta. Cioè, se parte titolare, io mi ricordo l'ultima partita dove ha fatto la differenza Torino-Cagliari, lo ricordavamo ieri, e il Cagliari ha vinto. È ovvio che un giocatore di questa potenzialità il Cagliari non si può permettere di averlo al 50%, nemmeno al 60%. Però secondo te qual è la caratteristica, qual è il nodo di un giocatore come Gaetano? Troppo discontinuo? Tra l'altro aveva iniziato anche benissimo con Ranieri, è Sì, vero. Aveva Ranieri sì. come allenatore, quindi in un modo o nell'altro chiaramente ti sprona ancora di più, però io mi ricordo l'impatto di Gaetano a Cagliari, le aspettative erano sicuramente maggiori rispetto all'attuale Gaetano. Allora, hai detto tu infatti, perché le qualità tecniche sono indiscutibili. Per me il giocatore è fortissimo e poi non c'è Serie A o Serie B, perché se uno a livello tecnico è forte, ci sta benissimo sia in Serie A che in Serie B. Il problema molte volte è la testa. Lui ha problemi di continuità, perché se riuscisse a fare lo step e lavorare veramente sulla testa e dare continuità alle sue qualità, perché ha delle qualità enormi, veramente diventa veramente un giocatore molto molto importante non solo per il Cagliari, ma anche in futuro può diventare veramente forte. Il problema è che dovrà lavorare tantissimo sulla testa, perché come dici tu, fa delle partite strepitose, magari la partita successiva dà 5 in pagella e questo non va bene, questo non va bene, deve essere più continuo. C'era un giocatore che era così, adesso mi riallaccio, era Recoba, vi ricordate Recoba? Eh, Recoba, qualità sì, che se lo straordinarie, dimentica. ti faceva la partita da 10 e la partita successiva te la faceva da 4. È un problema, specialmente se ti devi salvare o se tu stesso, giocatore, hai delle ambizioni magari di arrivare in grandissime squadre. Devi lavorare tanto sulla testa, secondo me, ha bisogno di lavorare sulla testa. Ma secondo te, per chiudere sul discorso Gaetano, può essere anche un discorso legato al ruolo? Nel senso che comunque lui ha giocato anche come play, trequartista, ha fatto anche la mezzala, all'esterno l'anno scorso. Il discorso fisico, perché comunque anche a Sì, livello fisico ha avuto diversi infortuni che probabilmente hanno minato forse anche la tranquillità. Sempre il discorso di testa, è vero. Però sì. magari hai quasi paura di farti male, ipotizzo, eh. Sì, Ipotizzo. allora, al ruolo può essere legato, però quando tu hai quelle qualità comunque, anche con l'allenatore ci parli, io penso che comunicano spesso loro e secondo me l'ha provato anche in altri ruoli, no? Lo prova magari anche in altri ruoli. Non penso che ancora non sappia quale sia il suo ruolo ufficiale, diciamo. Secondo me lui è un trequartista, perché comunque ha delle qualità proprio da trequartista ultimo passaggio, ti salta l'uomo, a livello tecnico è veramente forte. Ti ripeto, secondo me è proprio un problema mentale, una questione di testa, cioè che deve credere veramente nelle sue qualità e là può crescere, là può crescere. Ultima sul Invece, discorso, per quanto mi vai, riguarda, vai, scusa, vai. sempre sull'altro fantasista che è Esposito, perché Eh, comunque è un giocatore un po' più attaccante, però sì. anche lui è un giocatore che vive magari discontinuità. Anche qui secondo te è un discorso un po' più giovane, però Sì. ha già tanta esperienza, perché comunque gioca sin da Ha giocato giovane, nell'Inter, comunque cioè, non è che stiamo insomma, parlando di un giocatore che ha cresciuto giocato con nell'Inter, Lukaku, ha infatti. giocato con Lautaro Martinez, non è l'ultimo arrivato. Per me è fortissimo, a me piace, allora, a me piace tantissimo proprio come giocatore. È una seconda punta, secondo me non è una prima punta. Eh, Molte volte quando guardo le partite, secondo me si abbassa troppo a ricevere palla, sta troppo lontano dalla porta. Cioè, un giocatore del genere deve stare negli ultimi 20-25 metri, perché veramente anche lui come Gaetano, anche se è un altro ruolo, comunque eh,
qualità tecniche ne ha tantissime perché ha veramente tutto, ti salta l'uomo facilmente. Secondo me dovrebbe stare un po' più vicino alla porta e non si dovrebbe abbassare sempre a prendere palla per far salire la squadra. No. Ci sta. Fra? No, Dani, per chiudere col discorso sul Cagliari, siamo in pieno mercato perché siamo a metà praticamente di gennaio, quindi ci sono altre 2 settimane abbondanti prima della chiusura, che ricordiamo sarà il 2 febbraio. Secondo te il Cagliari dove deve investire su questo mercato di gennaio? Ma allora, io ti dico la verità, io vedo una squadra molto quadrata. Poi è normale, devi fare punti, ti devi salvare, quindi hai bisogno comunque degli innesti, di alcuni innesti. Eh, Secondo me dovrebbe magari prendere qualcosa in mezzo al campo, comunque anche come ricambio è importante perché devi avere comunque tanti giocatori là, perché comunque il campionato è lungo e qualcosa in più ce la devi avere. Magari, sai, ti dico, anche un altro attaccante in più non farebbe male. Mm. Un attaccante intendi una prima punta? Una prima punta, Ok. secondo me non farebbe male. Vedremo cosa farà effettivamente il Cagliari in questo. Dani, ti salutiamo con la domanda più banale di questo mondo. Chi è il nuovo Molino del calcio sardo? Sai che ora non lo so. Devo vedere qualcosa, adesso non lo so. Speriamo più forti di Molino, speriamo che siano tutti più forti di Molino. Questo non lo so, questo è difficile, però vedremo. Allora, studia così magari la prossima volta che ti invitiamo Va la bene. risposta ce l'avrai. Va bene, Volentieri, Daniele, volentieri. grazie, Grazie davvero, mille, grazie a ragazzi, Daniele è stato un Molino, piacere. è sempre un Grazie piacere mille. averti con noi, Piacere magari mio. ridisturberemo più Volentieri, avanti, lo perché sai tanto con la stagione è piacere ancora lunga. e complimenti per quello che fate, ve lo dirò sempre perché veramente state facendo grandi cose, vi seguo sempre e siete Grazie. forti, la verità. Grazie Dai. Dani, un abbraccio Ciao forte ragazzi, e buon un abbraccio lavoro. grandissimo. Ciao, Dani. Grazie Ciao. anche a voi, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Eccoci, che bello. Oggi è proprio una bella puntata. Non che le altre, ripeto sempre, no, perché poi quando dico oggi è una bella puntata sembra che le puntate precedenti non lo fossero. Ma insomma, a parte che Dani è un grande, cioè proprio Mitico. gli vogliamo tanto bene e poi come vedi sa tutto, cioè con lui puoi parlare veramente di tutto. Per rispondere a João Pedro al Pisa vi risulta che di fatto è una roba lanciata da Pedulla, se non erro, se non ho visto male, giusto? L'ha rilanciato a lui, sì. Sì, Pedulla. Abbiamo chiesto al nostro Giuseppe Boi, che come ben sapete sta a Pisa e vive sul Pisa, stiamo cercando di verificarla in questo momento. Quindi ci saranno novità? Boh, sì, forse, chissà, ve lo diremo. Se ci saranno, ve lo diremo. Sarebbe divertente vedere João Pedro con la maglia del Pisa in Serie A, No? Non sarebbe divertente? Meno male che Cagliari-Pisa è già stata giocata. Vabbè, c'è il ritorno però. Però a Pisa Vabbè, è diverso. Bisogna vedere le condizioni. vorresti insomma. Joao a Cagliari? Sì. Potrebbe- sì. Con questa, Nel con senso questa che- voce. No, nel senso che comunque è un Lo giocatore che non possiamo metterlo in dubbio, bisogna avere le condizioni fisiche. Ultimamente l'ho un po' perso a livello di condizioni fisiche, però mi ricordo un João Pedro che insomma faceva divertire, mettiamola così. C'erano anche delle giornate no, però chi è che non ha le giornate no? Il Abbiamo Messico ha parlato fatto proprio del quello che discorso- voleva. Vabbè, Il Messico ha chiaro. fatto quello che voleva. Però Joao. la Serie A è un'altra cosa e poi bisogna vedere anche l'ambientamento. Io penso che a Cagliari sicuramente sarebbe magari nel suo habitat, anche per una questione di come sono andate le cose. Ecco, dispiace però. Sempre Va bene. favorevole a João Pedro, anche al fantacalcio. Sì, io lo prendo. Se arriva Era lo quel prendo classico sicuro. terzo slot che mettevi Lo prendo nelle partite sicuro. e difficilmente tradiva. Quindi Chissà. No, poi adesso lo posso prendere perché non essendo al Cagliari lo prendo leggero. Il tifoso del Pisa non ce lo vedrei. Salutiamo
salutiamo Loiz e tutta la Esatto. cricca del Cagliari Twitter, assolutamente, che insomma, abbiamo visto prima anche Bilancizio che ha salutato, che ha commentato, quindi salutiamo tutta la banda del Cagliari Twitter. Allora, prima di chiudere, siamo lunghissimi oggi, Beh, ma come da ieri tradizione. ieri c'è stata la presentazione del Giro di Sardegna, bella manifestazione che torna dopo qualche anno. Queste sono le 5 tappe, come vedete, la nostra grafica che poi trovate anche cioè trovate anche appunto sul nostro, la nostra pagina Instagram. Stiamo cercando di capire un po' come fare per seguirlo in maniera insomma, importante, quindi vi aggiorneremo anche su questo. Chiuderemo poi con l'intervista a Fabio Aru, quindi noi ce ne andiamo, vi lasciamo l'intervista a Fabio Aru realizzata ieri dai nostri Matteo Porco e Marco Camba all'assessorato al turismo, assessorato regionale al turismo. Sul mercato del Cagliari non abbiamo ora come ora alle 11:19 nuove voci. Abbiamo visto ieri sera, ne abbiamo anche scritto nel nostro live di calciomercato, che Alessandro Romano, il centrocampista 2006 svizzero o italo-svizzero, insomma, della Roma, dovrebbe andare allo Spezia in prestito Sì, secco, secco. perché la Roma ha trovato una società che insomma, lo ha preso in prestito secco. Il Cagliari voleva quantomeno il diritto di riscatto e quindi evidentemente lo hanno mollato un po' per quello, anche perché ti dico, prestito secco per prestito secco mi prendo Pisilli. Beh, certo. Credo che non ci siano, Assoluta. credo che non ci siano, Tra con l'altro tutto il ieri, a bene per il buon proposito, Romano, però insomma. però ieri, ecco, altra nota, giusto ieri gol di Arena 2009 dopo 2 minuti che è entrato in campo. Sono quelle Sì. favolette, insomma. Non un gol banale, attenzione. 2009, 17 anni fra 10 giorni. Quindi, Vedremo un po'. Su sono belle D'Agasso notizie. non abbiamo riscontri diretti, nel senso che ci può anche stare che comunque Cagliari e Pescara ne abbiano parlato, visto che sono comunque due club amici. Vi ricordo Vinci Guerra, ma Veroli in passato, insomma, sono due società che Zappa, collaborano spesso. Zappa, vabbè, sì, ragazzi, senza andare suo troppo, tempo. Sì, vabbè, troppo mi indietro ricordo. nel tempo. E quindi vedremo. Io non so se sia l'acquisto giusto in questo momento, nel senso che insomma, se serve in questo momento uno già pronto o uno per esempio a centrocampo, oppure meglio un giovane di prospettiva da comprare adesso per poi valorizzare tra qua eccetera al fine di stagione il prossimo, vediamo, nel senso che comunque a me piace tanto, devo essere sincero, D'Agasso questo, Sì, 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 sì. bisogna capire se è quello che serve ora a questa squadra, però vedremo cosa dirà anche il mercato. Poi per il resto vi terremo aggiornati, ripeto, anche sul discorso Olbia. Ne abbiamo parlato rapidamente adesso con Daniele Molino. Ci sono tante voci che vorrebbero una soluzione positiva, ecco, della crisi societaria Olbia, con finalmente l'arrivo di una cordata di imprenditori sardi guidata da Roberto Felle, che è col ritorno anche di Ninni Corda. Vedremo se effettivamente sarà così. Sarebbe bello, dico il mio parere personale, perché comunque vorrebbe dire riportare persone competenti, insomma, a Olbia in una situazione veramente drammatica. Vedremo se tutti i tasselli riusciranno a incastrarsi nel modo migliore. Comunque vi terremo informati anche su questo. Va bene? Va bene, direi che ci siamo.
Allora, direi che ci siamo, quindi vi lasciamo con l'intervista realizzata a Fabio Aru ieri mattina e poi noi a Buongiorno 131 ci ritroviamo domani che parleremo di Juve e tanto altro. Calcio sala. Ti ho visto in difficoltà, vedi? Non ti ricordi perché sei... Poi Sì, anche no, adesso mi sono ricordato. Perché non so se si può. C'era quel... Non è una buttad comunque. Però parliamo sicuramente della prossima squadra. Grazie, avremo, grazie al nostro Mirko Giuseppe di Natale. João Pedro Pisa non è una buttad, quindi evidentemente se ne sta parlando. Va bene, i messaggi ragazzi. che arriveranno oggi. Ma già capito. Ci vediamo domani. Mando io il video. Vada lei e poi io mando la sigla. Bravo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Del Giro di Sardegna, un'emozione essere qua. Quanto avrebbe voluto correre il Cavaliere dei Quattro Mori questo giro? Domanda giusta, sicuramente è un po' la pecca della mia carriera è non essere mai riuscito a correre in Sardegna, appunto da professionista. Purtroppo insomma è andata così per varie vicissitudini, infortuni e robe varie, l'ho accettata perché insomma le cose si devono accettare, ma mi sarebbe piaciuto, sicuramente sarà l'occasione per vedere, insomma per far vedere e far valorizzare ancora di più quella che è la nostra terra, che è una terra molto adatta al ciclismo, allo sport, soprattutto anche in mesi come febbraio che sono magari un po' più tranquilli dal punto di vista turistico, può essere sicuramente una bella promozione per il territorio, quindi un in bocca al lupo da parte mia, sicuramente è un complimento a tutta l'organizzazione e a chi ha messo tanto impegno in questo. Andando un po' sull'aspetto tecnico, sono 5 tappe con diverse difficoltà, non c'è magari la difficoltà altimetrica difficilissima, ma sono tutte incerte. Ma la Sardegna è dura, nel senso che pedalare sono dei percorsi magari non dolomitici, ma con dei continui su e giù. Ho visto delle tappe con quasi 3.000 metri di slivello e posso confermare che 3.000 metri di slivello in Sardegna valgono quasi più che un 4.000 fatto in salite lunghe come nei passi dolomitici. Quindi sarà un percorso per quella parte di stagione molto impegnativo, che sarà sicuramente perfetto per preparare i prossimi obiettivi dell'anno. Ecco, la Sardegna potrebbe candidarsi anche come serie di ritiri, penso alla Spagna, a Calpe per esempio, ma anche alla Comunità Valenciana. La Sardegna potrebbe rivestire questo? Assolutamente sì, come si parlava in conferenza stampa c'è bisogno di un leggero cambio di mentalità da parte delle strutture alberghiere, un'apertura appunto a tenere aperte le strutture anche in dei mesi dell'anno dove non si è abituati, ma se si vuole fare uno step up da questo punto di vista bisogna fare dei sacrifici, quindi anche gli albergatori dovrebbero farlo e dovranno farlo. Ultimissima domanda te la faccio sulla Fabio Aru Academy, come è andata quest'ultimo anno, visto che siamo appena all'inizio del 2026 e dico, questo evento può essere anche un volano per far appassionare tanti altri giovani? Assolutamente, i miei ragazzi saranno sicuramente a bordo strada a vedere sicuramente le tappe che passeranno vicino alla nostra zona Villa Cidro, ma mi auguro anche altre tappe perché è un bello stimolo per dei ragazzini giovani poter ammirare e vedere i professionisti. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.